Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Portoviro. Presentata Bottegap, l'app del commercio locale, voluta dall'amministrazione nell'ambito del progetto del Distretto del Commercio, al fine di aiutare il rilancio dell'economia di Portoviro. E ad oggi alla piattaforma multimediale hanno aderito oltre 100 attività commerciali e non solo della città. Naturalmente ascoltiamo i protagonisti. Questo tipo di progetto è stato inserito in un ambito molto più ampio, perché il Comune di Portoviro un po' di tempo fa è stato riconosciuto distretto del commercio e esattamente, guardo Simona Trombini, credo 2019 abbiamo partecipato come Comune, l'assessorato al commercio guidato dalla Valeria ha partecipato come Comune ad un bando regionale, che era un bando regionale pensato solo per i distretti del commercio. Quindi abbiamo rinnovato nel 2019 il nostro essere una città commerciale, perché in realtà credo che poi la vocazione maggiore di Portoviro sia proprio quella, il fatto di essere una città che ha sempre accolto le persone per venire a fare i propri acquisti qua e ha sempre accolto anche le persone per venire a divertirsi nella nostra realtà, perché insomma è una città in cui insomma è sempre stata storicamente frequentata anche insomma per venire a mangiare qui, per venire a divertirsi qui, e quindi insomma noi teniamo molto alto questo essere polo attrattivo. È un'iniziativa assolutamente importante alla quale l'amministrazione comunale ha lavorato per più di un anno per arrivare oggi, stasera poi finalmente a presentarla e lanciarla alla collettività. È un'iniziativa che si rivolge a tutti voi commercianti, perché abbiamo scoperto purtroppo, nostro malgrado, che con il lockdown tutto ciò che non era digitale praticamente si bloccava, e quindi abbiamo avuto una sorta di, come posso dire, un arresto del commercio locale classico così come lo conosciamo, e ci siamo trovati, si può dire, anche impreparati. Tutto questo ha dato uno spunto di riflessione per ripensare ad un commercio che sia sì basato sul classico, quindi sul contatto, sui rapporti sociali, ma che avesse anche delle fondamenta di tipo digitale. Quindi mi ricordo ad esempio che quando c'è stato appunto il primo lockdown, quello pesante, l'elenco che aveva fatto l'amministrazione comunale, ad esempio dei ristoranti e delle attività che faceva l'asporto, aveva aiutato molto le persone e anche i commercianti a poter comunque lavorare. Quindi quando vi racconto un po' come è nata questa cosa, abbiamo pensato come comune di lanciare un'app del commercio locale di Portoviro proprio a sostegno delle nostre attività produttive. Che cos'è Bottegap? Praticamente è un sistema innovativo per il commercio online solo per le imprese di Portoviro. Consiste in un'applicazione mobile nativa, quindi nativa perché è stata proprio programmata da zero, quindi non è assolutamente un software già precompilato, preconfezionato, e multipiattaforma perché funziona sia per sistemi Android, quindi telefonino cellulare Android, che sistema operativo per iPhone, quindi iOS. Cosa di particolare? Che funziona sincronizzata con un portale web. Quindi c'è un sito web già realizzato a suo tempo, quindi non abbiamo fatto altro che integrarlo con l'app Bottegap, appunto, e hanno entrambi le stesse identiche funzionalità, quindi funzionano proprio in parallelo. Quello che voi vedete aprendo l'app è la stessa identica cosa di aprire il sito, quindi è consultabile sia da cellulari, però come piattaforma web, che da computer, che app proprio specifica solo per il telefonino.